and gentlemen, signore e signori, mister Mario Da Vinci. Eccoci qua, una nuova puntata, mister. Una puntata particolare questa, come va? Tutto bene? Benissimo, quando sto con te mi sento veramente bene. E immagino, caro Mario, il pubblico da casa come starà bene. Lo spero, perché ci sta anche scrivendo, sì, ci sta suggerendo lo spettacolo. Devo dire una cosa particolare. Sono felicissimo. Sì, una cosa particolare che forse non ti ho detto è che ci sta addirittura scrivendo per suggerirci delle puntate. È chiaro, questo è bellissimo, questo fatto. Ma che il pubblico è quello che stabilisce l'artista, il pubblico sta con noi da una vita e ci segue quotidianamente, ci dà dei consigli e noi li accettiamo. Si dice quando è che fate una puntata su questo cantante? E perché non puoi chiedere a Mario di cantare questa canzone anziché quell'altra? Allora, voglio dirlo, ecco, diciamolo subito, le canzoni che Mario ha cantato nella sua vita sono talmente tante, noi abbiamo pensato di fare una trentina di puntate. E non ce la facciamo a mettere tutte le canzoni che Mario ha cantato nella sua carriera, perché credetemi sono veramente tantissime. Cercheremo di fare il massimo. Questa puntata, Mario, è una puntata molto napoletana di tradizione, perché e mi fa molto piacere, perché abbiamo tanti personaggi dei vicoli di Napoli, è vero, che decanteremo in questo spettacolo. Sì, perché questa puntata è dedicata alle 1000 facce di Napoli, alle figure, tantissimi mestieri che non ci sono più, che racconteremo e che sono state raccontate attraverso le canzoni di grandissimi poeti e artisti della storia napoletana. E infatti, ecco, vedete, quello è un Maruzzaro e ci sarà poi all'interno anche una canzone sul Maruzzaro. Tu conosci un Maruzzaro, Mario? Piettici o pepe, falli fuoco musso. Questo musso russo che facevi spandacà. Cozzo che lo fusare, Maruzza! Diciamo che lo conosco, è preparato sulla materia. Ma prima del Maruzzaro andiamo a cantare una canzone che è anche questa famosissima, parlo di Omar Nariel. Guarda, io ti ringrazio, mi piace dire questo e sottolineo, ti ringrazio perché attraverso questo lavoro, che poi è un piacere, che sto facendo con te, sto imparando tantissime cose che sono straordinarie. Anche il fatto che ci sono canzoni che sono state cantate anche da tantissimi artisti. Pensa, ho trovato una versione di Omar Nariel anche di Dean Martin. Sì. Ma Omar Nariel, scrisse Omar Nariel, ecco, proprio un altro personaggio, un lavoratore napoletano che era Gambardella, insomma. Sì. Non è che scriveva musica, lui faceva le canzoni con il fischio, cantando così come stiamo parlando noi, per esempio, vicino Omar, e vedete che cosa nasceva in quell'epoca in tutto il mondo. Non c'era la televisione, non c'era la radio, ma c'erano le canzoni. E allora, questa canzone, prima di sentire dalla tua voce, facciamo un viaggio, perché la facciamo partire dall'America con Dean Martin. Poi la facciamo arrivare a Napoli con Sergio Bruni e poi la facciamo cantare anche da un giovanissimo Gianni Morandi. Omar Nariel. Prego, regia. I have but one heart, this heart I bring you. Ancora, veces passar. E di rarezza per l'allegrezza stonga morire.
Capurarezza bene, cammare sto a Mestienne bracciere, aiutami a tirare, castomarariella, te vo sempre abbracciare, vicino Umar Nariel, sei stato tu. Che cosa bella, che cosa bella. Bellissime anche queste immagini che sono tratte da un film. Complimenti a te che fai questa ricerca. Complimenti alla regia. Sì, te l'ho detto, io ringrazio io a te perché fare queste ricerche è importante, è bello scoprire. So quanta fatica stai facendo. No, ma stiamo dando qualche cosa di importante al pubblico. Con quanta passione, devo dire, con quanta passione, che è molto meglio. E adesso dal Mare Nariel passiamo, come abbiamo detto all'inizio, a Umaruzzar, che non è la stessa cosa, che non è, iniziano per mar, ma è tutt'altro, perché Umaruzzar si occupa di ben altro. Ci vuoi spiegare che fa Umaruzzar, Mario? Umaruzzar è colui che all'epoca c'era Porta Capuana, tutti questi banchetti con su Umaruzzar, che dava la voce di Cozze, che prese Cozze che lo fusare, Maruzzar. Che ci dice, aspettava la sua fidanzata attraverso diciamo, gli innamoramenti di questi venditori ambulanti verso magari la donna madre, questa brunettella che passava, magari non passava più e lui si rammaricava perché sta ragazza non passa, e vediamo perché. Senti, lo vediamo perché Umaruzzar, come dicevamo all'inizio, sono questi mestieri che facevano parte appunto di questo palcoscenico napoletano e sono stati ben cantati e spiegati e narrati da un grandissimo che è Raffaele Viviani. E in questo pezzo Umaruzzar sentiamo la voce proprio di Raffaele Viviani e poi Stupendo, Mario Davici. Stupendo, veramente. Complimenti. Chi sta
è nata, nata che soffre e chiagnano pandore, e passa e spassa sotto un balcone, nata che fa ciarrana brutta fine, siendami giovina, tu non sai chi è, cazzo che devo usare, Maruzze. Il è come una bandiera, il è come una vela mare, se diventa cagnacore, tu vuoi bene mare a te. Tu sei certa, sei sicura, che per te spanda che muore, se stai fresca buonasera, ma che sai che può sapere, cazzo che devo usare, Maruzze. Una pattanata, e sì signora insegna nata votta, e già con me quella che è fatta, e in capa essi resta a bocca asciutta. Pensa c'è giovina, tu non sai chi è, cazzo che devo usare, Maruzze. Tu sei certa, sei sicura, che per te spanda che muore, se stai fresca buonasera, ma che sai che può sapere, cazzo che devo usare, Maruzze. Mario Da Vinci o Maruzzara. Cozzo che devo usare, Maruzze, come erano belli questi tempi. Ecco, grazie a te, vedi, grazie a queste canzoni che possono essere ancora vivi, questi mestieri che purtroppo ovviamente non troviamo più per le nostre strade di Napoli. Come? Non troviamo più. Io so che non l'ho vissuta quell'epoca, però so che erano anche belle donne queste acquaiole margelline. Erano belle veramente, l'acquaiolo e margelline, Mario, erano sempre belle ragazze, no? Belle, fresche come l'acqua che portavano. Ma ogni strada aveva i suoi personaggi. I suoi personaggi, perché io mi ricordo a Sant'Aria ero ragazzino, c'era una ragazza proprio bellissima, questa popolana, proprio era una scugnizza napoletana che vendeva i mummarella. Certo, l'acqua. E stava dietro a questo banco, io la guardavo con questa camicetta tutta così. Ma era un paradiso, era una donna stupenda. Guardavi altre mummere, posso dire che guardavi altre mummere. E allora noi ci ascoltiamo questa canzone cantata da Mario Da Vinci, L'acquaiola e i margellini. Eccola. Quest'acqua fresca c'è sta una banca e l'acqua margellina tutta infiorata e carre limone, ma quella che mi piace è l'acquaiola, una luce nella bella come il sole, e l'acqua rinde mummere gelata, e io dico che me ne voglia ghiacciata, acquaiola margellina, di una
cena vappone, 100.000 vasallone, tazza a cassa mocca a te, facciamo un maraccialato, mi facesse una bevuta, chiudo guarda e più mi stone, come spriamo sto limone, ti spremessa ambienta a me. Poi guarnarindo meglio era controre, ma lei va a sera e chiusa e scende d'amore, pensando a Carmanella all'acquaiale, appiccia come fosse un bengale, e faccia quell'acqua con limone, invece a me ci va mezza ambagliana, acquaiale margiallina, tu sei buona e si ciacione, quando fai stu pizza a riso, vedi che per la bocca a te, stiamo margiallate, pure a cavallo perduta, si mi sono indanuffate, che mi faccia limonare e mi sento rinfrescare. C'è sta un marito che all'adoro naso, ma parotello tanto che è geloso, però non tiene sangue in te vene, e sì che è lunga e con mano stacchina, ma Carmenella guarda sto guaglione, e canta sempre agna d'olimone, acquaiale margiallina, tu si overa una ciacione, io non so che c'è tiene, tinta scocchia blu mare, questi carnavalo date, questa bocca che è squisita, questi carnavalo sta faccia, io ti voglio in sti braccia, tutta la vita un braccio a me. Questi carnavalo date, questa bocca che è squisita, questi carnavalo sta faccia, io ti voglio in sti braccia, tutta la vita un braccio a me. Acquaiole margelline! Piena tenna, Carme, dici. Che bei tempi! Sì. Quando non c'era la bolletta della Cori per pagare l'acqua e si comprava direttamente da queste belle fanciulle che, voglio dire, uno la pagava pure la tassa con piacere se eventualmente oggi la Cori mandasse le bollette con queste belle signorine. Ricordi, io ero una ragazzina, come vediamo sto ragazzo, sugli scogli di Mercellina, perché io nasco proprio nel cuore di Mercellina. Lo so. Sono nato a mare, insomma. Un marinariello. Sei un marionariello, tu sei. Oh, è buono questo. Senti Mario, allora invece adesso ci andiamo a raccontare una bella storia di questa ragazza, figlia di due figure, un Ambagliasegge e un Mastrash. Un Mastrash è rupata, la mamma era Ambagliasegge, c'avevano questa figlia che era molto diciamo bella. Mastarash è il falegname, per i ragazzi che non sanno che Esatto. cosa significa un Mastarash. Un Mastrash e Ambagliasegge. Un Mastadash, capite che esatto. cos'è? Un Mastarash. Esatto, che tagliavano il legno, mentre l'impagliasegge erano queste donne Quelli che aggiustavano le sedie, che mo si pigliano le sedie nuove e si buttano. Esatto. Allora c'era un Ambagliasegge sotto il barcone. si intrecciavano i fili di paglia per le sedie. E noi siamo andati a beccare un film
dove c'è un tuo caro amico, purtroppo scomparso proprio poco tempo fa, e parlo di Giacomo Rondinella. Giacomini. E questa canzone che parla appunto di questa ragazza si chiama Uvash. Noi la ascoltiamo prima con la voce di Giacomo Rondinella e poi con la voce di Mario D'Arienzo. Uvash. Sta arrivando in grande carusa, ma completo. La gente che mi vede sentinella, nanta squascia la mattina a sera, ma chi strice aperta cervella, ma come se giocate sta maniera. E invece voglio bene a una figliola, che sta in covascia e non è vasciaiola. No, stu vascio non è vascio, è una reggia meglio reggia. Sì signor, vale ma starascia. Sì signora, ma me voglia segge. Ma hanno fatto che la figlia, che è una vera meraviglia, che per sbaglio è nata là. La mamma dice, no signore mio, a sto secondo piano non sia mai. E o padre dice, quando è certo Dio, in chiana terra c'è sto buon assai. E intanto la figlia che la bella zita, può sta con loro quando si marita. No, sto vascio non è vascio, è una reggia meglio reggia. Sì signora, vada ma starascia. Sì signora, ma me voglia seccia. M'hanno fatto che la figlia, che è una vera meraviglia, che per sbaglio è nata là. E a ieri sera mi sono appiccicato, quel genitore miei che hanno ragione. Papà che pronipote titolato, ricerva a fornire sto blasone. Ma pensa che per due occhi brillanti scena a cavallo pure orignante. No, sto vascio non è vascio, è una reggia meglio reggia. Sì signora, pare ma starascia. Sì signora, ma me voglia seggia. M'hanno fatto che la figlia, che è una vera meraviglia, che per sbaglio è nata là. No, sto vascio non è vascio, è una reggia meglio reggia. Sì signora, vado ma starascia. Sì signora, ma me voglia seggia. M'hanno fatto che la figlia, che è una vera meraviglia, che per sbaglio è nata là. Eccola la figura. Le mille facce di Napoli. Le mille facce di Napoli. Eccezionale, L'ambaglia segge, eccola qua, questa è proprio la figura. L'ambaglia segge, eccola quindi lì. si sedeva a terra e si metteva lavoro a lavorare. Difficilissimo poi tra l'altro, di grande attenzione, di grande ragazzi, fatica. ecco, questa è cultura ovviamente, signori, questa è cultura. Che i miei nipoti, le mie nipotini, i miei figli non sanno cosa succedeva 40-50 anni fa. Sì. E noi stiamo vivacizzando, rivivendo questi momenti particolari dei vicoli di Napoli, dei grandi personaggi. E questa era proprio gente che lavorava dalla mattina alla sera. Ne faremo altre di puntate perché, come hai detto tu, le mille facce di Napoli, e quindi quante canzoni sono raccontate con queste facce. In questa puntata ne abbiamo trattate alcune, ci saranno altre puntate con questo tema. E noi adesso chiudiamo invece con un'altra figura, un'altra faccia legata a un dolce nostro napoletano che è la sfogliata. La sfogliata è proprio una delle cose più buone in assoluto che soltanto noi a Napoli. Ma la sfogliatella di Napoli nessuna Napoli non fa a Milano, a Torino, in America, ma la sfogliatella che nasce a Napoli, specialmente a Piazza Garibaldi e in tutti i bar che abbiamo, tutte le pasticcerie che fanno questo
queste sfogliatelle, la riccia, la frolla. Tu che Vediamo preferisci? che succede, Tu vai. che preferisci, la riccia o la frolla? A me piace tutte e due cose. Sentiamoci, ma soprattutto ti piace una sfogliata in particolare, quella di Carmela. La sfogliata di Carmela, la vediamo che sfogliata di succede, Carmela. vai. Prego. La dedichiamo a tutti i bar in ascolto, in particolare. Stanno barra ferrovia che fa per a sfogliatelle e ci corre tanta gente che ha sfogliata può provare. Sta Carmela reto banca sempre pronta che ha sfogliata, chi va riccia, chi va frolla, la contenta e la balla. Cicci, la sfogliata di Carmela è squisita e una bontà, ha il sapore prelibaria, venite la prova, fresca cavarezza cose. Faccio a ragionare deve mangiare 5 giorni pure te di allacca non c'è sta una pasticcera che più fresca può tenere se fa in da bottega solamente va a guardare la sfogliata di Carmela robe prima qualità quando metti in da vetrina s'arrivata nel papà. La sfogliata di Carmela non va vita fa manca, e che giovane guaglione, tutto quanto da prova, già sei spasa, voce attorno, vanno tutta a tu Carmela, con una scusa a tutta loro, vanno a gara passaggiare. Te ne basta e più sfaziosa, ma a sfogliare è un'altra cosa, non ci stanno a sfogliatelle come la tiene tu Carmela. La sfogliata di Carmela è squisita e una bontà, ha il sapore prelibaria, venite la prova, fresca cavarezza cose. Faccio a ragionare deve mangiare 5 giorni pure te di allacca non c'è sta una pasticcera che più fresca può tenere se fa in da bottega solamente va a guardare la sfogliata di Carmela robe prima qualità quando metti in da vetrina s'arrivata nel papà. La sfogliata di Carmela non va vita fa manca, e che giovane guaglione, tutto quanto da prova, a sfogliatella, a riccia frolla, a du Carmela, da domagna, a sfogliatella, a riccia frolla, sulla Carmela, da saperà. Con un doppio Mario Da Vinci, sia dal vivo. E chi è che non sa maglia sfogliata di Carmela? Per carità. Ma c'è un bar alla ferrovia che proprio ha intitolato La Sfogliatella di Napoli. Come no, come no. Anche io sono un fan accanito. Io devo dire che preferisco la frolla, però ecco, mi vado a dire la mia. Preferisco la frolla perché Antonio Ferriere, uno diciamo, decampiamo anche i nostri i grandi commercianti di Napoli. Antonio Ferriere, unitamente a tante pasticcerie che ci sono in giro per Napoli. E io ho voluto dedicare proprio a questo bar della sfogliatella perché chi è che piglia il treno, si mette in un treno e si porta un pacchetto di sfogliate, come si faceva a Rumene, che aspettavano il papà che portava il dolcino. Quando si va magari a trovare qualcuno a Milano, fuori lontano, si porta questo bel pacchetto di sfogliatelle. La prima cosa che porta è la sfogliata di Carmela. Allora, noi quindi abbiamo chiuso questa puntata in dolcezza con questa sfogliata bellissima, quindi salutiamo il nostro pubblico, avremo ancora tante altre puntate sulle 1000 facce di Napoli, continuate a scriverci per magari suggerirci qualche puntata, qualche artista a cui Mario sicuramente ha cantato
con la sua fantastica voce come sempre. Mario, a te la chiusura della puntata. E niente, con questi personaggi, sperando che tutto vada per il meglio per questo pubblico che stiamo decantando la nostra Napoli dei Vicoli, possa ancora apprezzare tutto ciò che stiamo facendo. Grazie a te che fai queste ricerche, alla regia, a tutti quanti, e con grande amore vi lascio per il momento, ma ci sono un sacco di personaggi che prossimamente decanteremo. Ciao a tutti, buona fortuna. Ciao Mario.